Vangelo secondo Matteo, capitolo 2. Adorazione del Re Mago. Gesù Cristo nasce in da città di Betlemme, che si trovava in da Giudea, in do tempo Re Erode. Certi maghi, che erano partiti da Levante, arrivavano in da città di Gerusalemme e a tutti quelli che incontravano addimandavano: a dove è nato il Re di Giudea? Noi abbiamo visto la stella soia al Levante e siamo venuti qua per adorare. Quando il re sentette queste parole, nutriemmo le passai per rindare tutto il corpo suo. E insieme a questo tramai pure tutta la città di Gerusalemme. Facette chiamare innanzi a essa i capi dei previti, e i master la legge, e ricette a loro: ma è vero che ha da nascere un re? E a dove sta nascere? E chi le rispondettero tutti insieme dicendole: sì, è vero, ha da nascere un re in da città di Betlemme, perché a così sta scritto in do libro del profeta Michea. E tu, Betlemme, che stai in da terra di Giuda, non sei certa la città più piccerella fra tutte le città della Giudea, ma in da te nascerà un re, che sarà un pastore di tutto il popolo di Israele. Subito il re Erode chiamò una scusa che gli manca e si facette spiegare loro con precisione quando che la stella era comparuta innanzi all'occhio loro. Poi mandai in da città di Betlemme dicendole: iate, facite ampressa, cercate di trovare quella creatura e quando la avrete trovata facetemela sapere pure a me, perché pure io voglio venire per adorare quella creatura. E magro per queste parole il re partettene e Andrasatta, che è la stella che avevano venuta a Levante, a comparette nata volta innanzi all'occhio loro e si muoveva innanzi a loro zino a quando loro non arrivavano in quella casa dove stava creatura. E i maghi, quando vedettero che la stella nata volta, provavano una priezza assai rossa in do cuore loro. Trasettero in quella casa e trovavano creatura insieme con Maria, la mamma sua, e si addenocchiavano innanzi a essa e la adoravano. Poi rapettano e sgrigno loro e arraia a lei una chista creatura loro. Un jeans e a mille. Poi, avvertito in sonno in un passato, chiude a casa Erode, loro, penata via, se ne tornarono in tuo paese loro. Fughe in Egitto e a stragere innocente. Erano a poco partute quando un angelo del Signore accomparetto in sonno a Giuseppe e le ricette: Giuseppe, scendete, piede subito creatura che la mamma sua e fuitene in da terra dell'Egitto e rumane là, insino a quando non t'avverterà Gina da voto, perché il re Erode sta cercando che la creatura può far uccidere. Giuseppe si sciataglia presso, afferrai che la creatura con la mamma sua e partette in da nottata per la terra dell'Egitto. E la rumanetta, insino a quando il re Erode se ne carriaia e fierra. A così si accompette che il Signore aveva detto per mezzo del profeta Osea: a rinda la terra dell'Egitto ha chiamato figlio mio. Quando il re Erode se ne addunaia che i maghi l'avevano fatta festa, si arraggiai tanto che mannai i soldati suoi per uccidere tutte le creature che si trovavano in da città di Betlemme e in da tutti quegli paesielli che stavano attorno a essa, e facette uccidere tutte quelle creature a 2 anni a chi abbascia. Secondo tutte quelle parole dei maghi, a così si accompette tutte quelle che erano state dette per mezzo del profeta Geremia. Una lucca forte sentise in da terra di Rama, la mente pianta assai, Rachele chiagna e i figli suoi che sono morti, e non può essere consolata a nessuno, perché i figli oramai non ci stanno più. Maria e Giuseppe tornano all'Egitto. Quando poi muretto il re Erode, l'angelo del Signore accomparetto nata volta in suono a Giuseppe, rinda terra dell'Egitto e le ricette: susite Giuseppe, piedi che lo creature a mamma soia, e torna tenna nata volta rinda terra di Israele, perché oramai sono morte tutte quelle che volevano uccidere le creature. Isse subito si susette, pigliai in braccio la creatura e insieme con la mamma soia e se ne tornai nata volta rinda terra di Israele. Ma come sapete che in da terra era Giuda, come andava Archelao, apposta al padre suo che era morto, si pigliai a paura e tornai in da Giudea. Poi, avvertito in sonno, nata volta un angelo del Signore, se ne tornai in da terra a Galilea.
se ne jette alluggià rinda una città che si chiamava Nazaret. E a così si accompette quella che era stata ritta per mezzo dei profeti. Sarà chiamata Nazarena.